No, ha fallito questa proposta politica. Questa proposta politica ha fallito. L'errore di Alessandra è stato di aver pensato che rispondere sì alla dirigenza del partito fosse utile per lei e per il Veneto. Lei era stata eletta con un numero enorme di preferenze per fare l'eurodeputata, sarebbe stata una preziosa risorsa in Europa. Una Alessandra Moretti troppo assertiva e un PD intento più a conservare lo status quo della dirigenza che ad ascoltare le richieste degli elettori. Questa è l'analisi della sconfitta del PD in Veneto da parte della deputata trevigiana Simonetta Rubinato, che chiede le dimissioni del segretario Roger De Menec. Sì, sono un simbolo le dimissioni. In ogni paese chi perde una battaglia la perde in questo modo, dà delle dimissioni per dare il segno che si è capito quello che gli elettori hanno detto e che bisogna costruire un nuovo inizio, che non passa però solo per volti nuovi, passa anche per un progetto radicalmente nuovo e innovativo del Partito Democratico del Veneto. Serve un nuovo inizio con un progetto completamente nuovo, innovativo di partito e 5 anni di buona, valida opposizione in Consiglio regionale. Ho fatto gli auguri ad Alessandra da questo punto di vista. Ne abbiamo bisogno perché evidentemente abbiamo anche raccolto i risultati di una opposizione dei precedenti 5 anni poco efficace e che ha visto tra l'altro anche un consigliere regionale del Partito Democratico coinvolto nella vicenda del Mose. Quindi assolutamente bisogna dare il senso che abbiamo capito la lezione degli elettori. Rubinato che chiede altresì il nuovo PD si apra ora in osmosi con il mondo esterno, dai circoli al terzo settore fino alle sagre, a cominciare da un vero congresso unitario per il quale dice si mette già a disposizione. Io ci sarò per contribuire al progetto di cambiamento, poi posso essere io, possono essere altri con una leadership forte e collettiva ad essere quelli che lo guidano.